Seggi elettorali chiusi alle ore 14 di oggi, dopodiché comincerà lo spoglio per sapere chi risulterà vincitore di questa competizione elettorale o eventuale ballottaggio che si terrà domenica 18 e lunedì 19 nel caso in cui il primo eletto non supererà il 40% dei voti. 6 candidati che hanno partecipato alla kermesse elettorale: l'uscendo Calogero Firetto, sostenuto da ben 7 liste, che compete con Marcella Carlisi, candidata sorretta dalla lista 5 Stelle, Angela Calvano, con 2 liste di sinistra, 100 Passi per la Sicilia e Agrigento in Movimento, Daniela Catalano, Presidente del Consiglio uscente, con le liste Fratelli d'Italia e Lega per Salvini, Marco Zambuto, sostenuto dalle liste di Forza Italia, UDC e Diventerà Bellissima, Franco Miccichè con 4 liste, Uniti per la Città, Vox Italia, Facciamo Squadra e Cambiamo Rotta. Una giornata, quella di ieri, caratterizzata dal Giro d'Italia, che ha reso difficile la volontà della gente di andare a votare per via della chiusura parziale di tante strade centrali, a causa del passaggio delle biciclette che ha trangiato la città in più parti. L'ultimo dato disponibile circa l'affluenza alle urne in città, reso dal sito enti locali della regione siciliana, è quello disponibile alle ore 22 di domenica, è stato di 23.907 votanti su un totale di 51.912 elettori, pari al 46,05% nella nostra città, mentre il dato provinciale che interessa 8 comuni al voto sono 52.654 votanti, pari al 44,77% su 117.618 aventi diritto. Tutti in calo gli elettori che si sono recati alle urne in provincia. Unico comune che ha registrato un aumento sensibile è stato quello di Cammarata con un più 0,36. Il maggiore calo è stato quello registratosi a Casteltermini con 11,9% in meno. I comuni della nostra provincia interessati al voto sono, oltre che Agrigento, Camastra, Cammarata, Casteltermini, Raffadali, Realmonte, Ribera e Siculiana. Intanto le votazioni sono state eseguite senza particolari di sorta nei vari seggi, rispettando rigorosamente le norme anti-Covid. L'affluenza è stata regolare, anche perché magari anche il Giro d'Italia di ieri ha fatto in modo che le persone siano venute in maniera, non c'è stato assembramento, quindi sono venute in maniera regolare durante sia la giornata di ieri che quella di stamattina. L'affluenza è stata abbastanza buona, diciamo che abbiamo avuto metà dei votanti in sezione, nessun tipo di problema per fortuna, e stiamo ancora lavorando. La sanificazione? Sì. La sanificazione è importantissima, abbiamo igienizzato tutto, dalle matite a sedie e tutto. Mentre ai comitati elettorali fervono i preparativi in attesa della chiusura delle urne per la raccolta dati. Intanto stiamo vedendo che qua c'è la zona centrale dove avremo la raccolta dati con 2 postazioni fisse, e in più avremo una postazione che sarà collegata, come abbiamo visto, al software, che in continuazione ci saranno gli aggiornamenti dei dati continuamente, e in più abbiamo anche, purtroppo con il discorso del Covid dovremmo stare a distanza, quindi abbiamo sistemato un po' le poltrone, le poltroncine. Per chi vorrà vedere, naturalmente deve essere tutto in normativa anti-Covid, e quindi con le mascherine e con il gel già posizionato. E beh, quindi siamo pronti per questa maratona elettorale molto lunga. Speriamo. Quindi i dati come arrivano? Voi siete organizzati con i vostri rappresentanti nelle varie sezioni? I dati, oltre ai rappresentanti di lista per le varie coalizioni, per le varie sezioni, e quindi abbiamo messo ogni rappresentante all'interno delle proprie sezioni, avremo il costante aggiornamento, quindi come dicevo, con l'elaboratore centrale, che avrà il dato aggiornato costantemente, e in più con la sede del comune per eventuali aggiornamenti sull'affluenza, sui dati generali a livello generale. Intanto tante le aspettative da parte della gente. Come valuta questa campagna elettorale? Che campagna elettorale è stata? Ma è stata buona, non ci sono stati contrasti forti, tranquilla, ma bisogna fare il giusto rinnovamento. No, io l'ho vissuta serenamente, perché spero e confido nel buonsenso della gente
che sappia esprimere un voto sereno, non condizionato da nessuno, che sappia fare il proprio dovere per il bene del futuro della città, per continuare un lavoro già cominciato e che si consenta di portarlo a buon fine. Questo è il mio pensiero.